cri, cri cri. Corso di autodifesa per massaie. Sì! Allora ragazzi, dunque a tutte le massaie facciamo un altro corso di autodifesa. Per prevenire certi furti, certi scippi, la massaia deve essere preparatissima. Io ho consultato manuali, per piacere, credetemi. Dunque, possono succedere, ci sono adesso degli scippatori che hanno una fantasia incredibile. Sapete che una donna l'hanno scippata alla stazione, aveva delle valigie. State attenti quando siete alle stazioni, perché l'ultimo scippo è così. Tu hai 2 valigie in mano, passa uno, ti sputa in faccia, tu fai così, ti ruba le valigie. State attenti, bisogna saperne una più degli indiani. State attenti. Adesso vi vorrei parlare e farvi vedere un metodo per bloccare uno scippatore classico di borsetta. Sono cose verissime. Quindi pregherei io un maniaco di borsette che gli piace tirare via le borse. Puoi venire un attimo te. Vieni. Cosa? Vai vedere. E che sei uno scippatore di drogherie. Ma roba da pazzi, vabbè, mettitelo in tasca, cosa fai? Guarda che refurti. Guarda che qua dietro c'è un toaster. Vabbè, allora, stai più rilassato. Dunque, ora vi voglio spiegare questo. Io sono la massaia, la grilla con la borsetta. Stiamo incrociandoci camminando. Tu mi vedi la borsa, mentre incrociamo me la prendi. Ora facciamo vedere. Stai un po' più in là, stiamo camminando, tu dici guarda che borsetta che c'ha quella lì. No, lo pensi. Fai così che c'hai delle briciole. Un maniaco che gronda salame non l'aveva. Vabbè, dai, fermi. Allora, guardate che sono cose serie, non sono delle imbecillate. Allora, passi e mi prendi la borsa, vai. Ecco, la mossa qual è? Quando ti senti tirare la borsa, la mossa è questa, 1. Vedete? 1. Ora, lui prende la borsa, hai una reazione, perché ti senti dare un pugno, hai una reazione che deve essere violenta. Secondo te una reazione violenta qual è? Che mi tiri 2 panini al salame? No, mi dai un calcio, prova a darmi un calcio. No, un calcio così. Ecco, il placaggio del calcio, se c'è la reazione del maniaco, dammi pure il calcio. È questo, si para con le mani, vedete, con le mani incrociate. Dammi il calcio, prendi e cominci a fare un girmi, a fare... A questo punto gli fai il solletico qua, oppure gli dai 1000 lire e gli lasci la borsetta. Cosa devi fare? Vai pure, vai. Va benissimo, ora vedo che c'è stato un po' di confusione. Vorrei chiamare qua una massaia per far vedere. Può venire signora un attimo? Un attimino, no, venga lei. No, vendite tutte e 2. Venga, non si preoccupi, lei ha la sua borsa, venga signora. Lei che è tutta a posto, le scarpe, tutto a posto, va bene. Allora, lei ha la borsa tracolla. Perfetto. Io passo, ha capito com'è il colpo? Allora si metta di qua, venga. Allora, la borsa di qua. Perfetto. Di là. E di qua la borsa di solito. La metta dove vuole, signora. Allora, lei passi di qua, ha capito perfettamente. Io passiamo, le prendo la borsetta, lei mi dà con questa mano. Se fossi alto come Bruno Lauzi me l'avrebbe dato. Ma dovrebbe. Mi dia questo. No, questo è il colpo. È un originale colpo della massaia che si chiama apri e gusta. Mi dà questo apri e gusta, Allora io ho la reazione, lei mi fa male, ho la reazione e le do il calcio. Lei come mi fa? Aspetta, cosa fa? Mi prende già, aspetti!
Lo para con le mani incrociate. Allora io le do il calcio, ecco. E vabbè, lo stesso, non sono riuscito, sono uno scippatore fasullo, mi gira e lei mi dice, vero cuoio è lì? Vero cuoio. Grazie signore. Pensate a quello che fate perché può salvarvi la borsetta. Arrivederci a tutti, ciao.